Parla l'onorevole Ponti, ministro dello spettacolo. Sono molto lieto di cogliere questa occasione per rivolgere il mio saluto alle nazioni che partecipano a questo festival cinematografico e a quanti hanno collaborato per produrre queste opere che noi ammireremo certamente con molto piacere. Azione! 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 Ci permetta il ministro Ponti di estendere il suo saluto a quanti lavorano nel cinema italiano. Un agguerrito esercito. Quest'anno sono nati in Italia nel solo semestre gennaio-luglio 89 film. Quell'esercito non è fatto solo di generali. Sergenti e graduati compongono la parte più numerosa del suo organico. Gli elettricisti, per esempio. Con l'accendersi delle luci, le costruzioni fittizie diventano realtà. Il cinema non è soltanto miraggio scenico, è fotografia, ha bisogno di affacciarsi su vedute concrete. Dell'esercito fanno parte falegnami, muratori di un'edilizia fantasmagorica, e i vestiaristi, privilegiatissimi sarti che spesso hanno come indossatrici le dive, e gli artigiani delle miniature, gli ingegneri dei trucchi. In questo porto di prima che si inventasse il vapore non manca che il vento. Eccolo il vento, e di ottima qualità, fatto a mano. E ci sono, anche se vestiti da gentiluomini, i soldati, i battaglioni dei generici. I soli stabilimenti di Cinecittà significheranno nel 54 220.000 ore lavorative. La materia prima del cinema è una sostanza invisibile, l'idea, e può essere racchiusa in poche cartelle dattilografate che arrivano al produttore sotto forma di soggetto. Miniere naturali di una simile materia prima, le biblioteche. Narratore nato, il cinema ha tradotto e traduce nel proprio linguaggio le parole del suo fratello primogenito, il romanzo. Ma c'erano altri protagonisti e altre vicende di cui il libro coglie più difficilmente la verità. Sono i personaggi di tutti i giorni, le storie quotidiane che la vita racconta a se stessa. Il cinema ha capito che con la sua capacità documentaria poteva cogliere e ricostruire con evidenza finora ignota i grandi fatti della cronaca, rivelarne il senso di tragedie moderne. Nelle piste e negli stadi gli eroi della domenica sprigionano parecchie delle nostre passioni di massa. Poi, da folle di protagonisti, diventiamo folla di spettatori. Il cinema opera di questi rovesciamenti. I personaggi dello schermo erano davanti alla macchina uomini sotto la guida di un regista, ma il regista Wise guiderà addirittura il cavallo di Troia. Appena Jacques Serna si sarà calcato in testa l'elmo di Paride, il sole di 5.000 anni or sono tornerà a risplendere sulle battaglie di un decennale assedio. Molti mesi di lavoro per rifare 10 anni. E sono italiani parecchi attori, italiane tutte le masse e le maestranze che contribuiscono a questo film americano di grande formato. Tempo che vai, carri che trovi. Adesso si trovano questi della divisione Folgore. Avrebbero abbattuto Troia senza bisogno del cavallo. Il generale Fratini consiglia il regista Coletti e vede rinascere i giorni ardimentosi dei suoi soldati e delle sue armi. La macchina del vento lavora come ieri quella della storia. Qui c'è un fiume, vi è arrivato in Panama soldati dalle acque marine di una caprida romanzo. E poi c'è una donna, Sofia Loren, dunque la donna del fiume. A Venezia, Rizzoli e Sabatello vedranno quel che vi combina Casanova con la regia di Steno. Una raffinata maniera per ingelosire Corinne Calvé, una delle 30 donne dell'emerito avventuriero, impersonato da Ferzetti. Creare la gelosia per lui è un capolavoro della fantasia. Altrove, invece, la gelosia ha sostituito la fantasia. Nel celebre paese di Castel San Pietro, che volentieri torniamo a visitare, vi ritroviamo un sacco di amici. Risso è sempre qui, carabiniere veneto. E c'è naturalmente Lollobrigida. Gina, ti rivedremo bersagliera. Ma un personaggio manca ancora alla nostra rimpatriata, il maresciallo Carotenuto. Ne chiediamo notizie a Caramella, Tina Picca, la sua fantesca. E il maresciallo compare. Io non ho altro da dirle e mi auguro che a Venezia il pubblico sappia e accolga con piacere la notizia che sia fatto un nuovo film sullo stesso argomento. Come De Sica, così la grammatica. Dalla ribalta alla macchina da presa. Regista anche lei. Forse la vecchia signora non si sentirà intimidita da tanta regia. Dietro la macchina la grammatica discute la sintassi del film, di fronte alla macchina porta la sua trepidazione espressiva. Solo la sua incontentabilità potrà far nascere qualche dissenso tra regia e interpretazione. Con la Pampanini cambiamo paese, ma d'improvviso il treno se ne va mentre il paesaggio continua a viaggiare. Il trasparenza di questi sortilegi permette di buttarsi senza manie suicide da un'auto in corsa. Comunque, ad una simile vista non impallidirà questa attrice.
ha inviso la maschera ardente del cerone leggero che fa più smalto il bianco degli occhi. Trucchi, immagini e realtà del film. Per racchiuderli in una scatola di metallo occorrono annualmente milioni di metri di pellicola negativa e positiva. In Italia si fabbricano a Ferrania 120 milioni di metri all'anno, vi lavorano 3.000 operai. Così il cinema è tra i numeri 1 della nostra attività produttiva. Ma oggi i nuovi duri aggravi fiscali e il ritardo nella emanazione della nuova legge sul cinema hanno causato una grande incertezza che minaccia di fermare il grande giro della pellicola. Suggeriremmo via questo fantasma, ma non via questi fantasmi. Si chiamano nel film omonimo Rachel e Edoardo. Non credo che sia arrivato a questo punto. Comunque se parte meglio così non ci sarà pericolo di un cattivo incontro. Ora dei fantasmi, ora notturna. Si velano le macchine da presa, chiudono l'occhio sulle immagini che hanno colpi. Adesso le immagini vanno a vivere sulla moviola, nelle scene ripetute e frammentarie, incomprensibili finché il montatore da Roma non ne avrà districato il senso. Quante volte Maralem, negli Uomini Ombra, dovrà rifare avanti e indietro questo movimento prima che gli attacchi fluiscano a ritmo. Finalmente, attacca maestro, si incidono le musiche da mixare e da mescolare col parlato del film Il Seduttore, regia di Franco Rossi. Poi, diretti da Notari, Sordi e la Pierrot doppiano i loro personaggi. La scena muta, per favore. No, lavandaria, lavandaglia. Ah, grazie. Lavandaglia. Benissimo. Possiamo incidere, Rossi? Sì, sì. Seduttore, 59 prima. Ma caro Manticche, 20.000 lire, dico 20.000 lire! D'accord, je suis malade, c'est votre faute, c'est vous qui l'avez emmené à Civitavecchia. Mamma! Qui pugniamo troppo! Che cos'è sempre questa pipa in bocca? 2.900 lire. E non lavate, non lavate, non vedete che cosa avete ridotto questa camera? Un accampamento di zingari, di zingari! Mais Alberto, c'est pas l'argent pour la lavandaglia. L'argent, io non lo trovo tutto mattone, l'argent, io sgoppo! Dove vai tu, con questo cappello, dove vai? On va au restaurant? No! No! Qui ci sono scatolette di salmone, di piselli, caciocavalli, tutta roba di prima qualità. Che cosa volete da me? Niente ristorante. Qui il padrone sono io. Io sono le commendateur. Qui si stampa. Attenti al controllo, ragazzi, sono copie di lusso. Nelle loro cassette escono dallo stabilimento come dovessero andare ad un esame. La ragione è scritta sull'etichetta. Vanno al Festival Veneziano. In gondola, signore pellicole. A darvi l'esempio, questa città svolge lungo il vostro passaggio il suo spettacolo. Lo spettacolo invece che voi racchiudete in segreto si dispiegherà al Lido nel Palazzo del Cinema. Alla gara delle nazioni l'Italia partecipa con la Romana di Zampa, Sesto Continente di Quilici, la Strada di Fellini. I colori vittoriosi sono per ora l'incognita del Lido, la nostra speranza a 3 colori.